Cari telespettatori, ben ritornati con noi anche quest'oggi, sempre in collaborazione con lo SPI-CGIL del Veneto. Parliamo non solo di pensionati, non solo di questioni che riguardano le persone anziane, ma anche del rapporto e del fondamentale apporto che gli anziani possono dare con i giovani e quindi un discorso interrelazionale e non soltanto. Ecco perché in studio qui con noi abbiamo il piacere di avere una non pensionata, non ancora laureata, quindi giovanissima, Beatrice Sofia Urso, Rete Studenti Medi del Veneto. Grazie di essere qui con noi. Buongiorno. Allora, siamo in collegamento però invece con un pensionato dello SPI-CGIL, quindi Fulvio Dalzio, segretario della segreteria dello SPI-CGIL del Veneto, che ci supporterà invece per quel che riguarda le tematiche che hanno riguardato diverse manifestazioni che si sono tenute. Allora, innanzitutto, proprio per inquadrare Rete degli Studenti Medi del Veneto, che cos'è questa rete? Noi siamo un sindacato studentesco presente in tutto il territorio nazionale, ci occupiamo di diritti delle studentesse e degli studenti in ambito scolastico, ma poi anche per quanto concerne i diritti civili e i diritti sociali, quindi facciamo un'attività trasversale e appunto l'antifascismo è uno dei valori fondanti della nostra realtà e appunto per questo anche ci troviamo spessissimo molto volentieri a collaborare e dialogare con lo SPI, con l'ANPI, insomma con tutte le realtà che per fortuna sul territorio continuano a occuparsi, a lottare per questo tipo di diritti. Ecco, questa questione qui, voi siete giovani, comunque molto giovani, non avete vissuto assolutamente, forse neanche indirettamente il discorso del fascismo e dell'antifascismo, si attraverso i nonni molto probabilmente, ma neanche i genitori immagino, essendo di età piuttosto giovane anche loro, ma che cosa sanno gli studenti, a parte nel caso specifico tu, perché magari sei anche, ti sei informata, sei istruita, fai parte di una rete, un'associazione di studenti che se ne occupano, ma secondo te cosa sanno gli studenti del fascismo, dell'antifascismo, di queste correnti che ci sono state, di queste situazioni che si sono vissute, io direi ormai in ere geologiche passate veramente, per chi è attualmente. Voi che generazione siete? Siamo ultra sì, esatto. Andiamo a scuole superiori, quindi dai 14 ai 18-19 anni. Generazione Z, come si chiama? Esatto. Dimmi un po'. È una bella domanda, nel senso in cui la scuola ci dà pochi strumenti, perché i programmi scolastici di oggi si fermano a un certo punto. Esatto, sono limitati, soprattutto proprio il modo di affrontare la storia risulta spesso inefficace per la nostra generazione, proprio i programmi stessi non sono adatti a parlare degli anni del fascismo e soprattutto dell'antifascismo. Noi appunto come Rete degli Studenti Medi ci battiamo per un adattamento dei programmi di storia, per programmi soprattutto di cittadinanza che devono per forza in uno Stato come l'Italia, in un paese come l'Italia, comprendere un vero sistema di educazione all'antifascismo, alla Costituzione, ai diritti democratici. E quindi appunto veniamo da una scuola che non ci dà gli strumenti adeguati per poterla studiare, quell'età. Veniamo appunto, come ha detto lei giustamente, da un'età che non ci permette di aver toccato con mano per fortuna le brutalità del fascismo, però gli scambi appunto come quelli che abbiamo durante le varie giornate di incontri come il 25 aprile eccetera eccetera con le realtà antifasciste per noi sono una grande boccata d'aria, perché ci permette da una parte di poter vedere la trasversalità e l'intergenerazionalità che hanno questi temi, quindi temi che non si limitano soltanto al ventennio fascista, lotte che non si limitano soltanto appunto a quel tipo di contesto, ma devono essere lotte vive al giorno d'oggi, forse mi sentirei di dire ancora di più dati gli episodi degli ultimi giorni, e non mi riferisco soltanto a quanto è successo alla sede della CGIL nazionale, ma a quello che succede quotidianamente anche in Veneto, che purtroppo è in prima fila per le brutalità di matrice neofascista. Ecco, questo, ma quando certe cose vengono spiegate, voi le recepite quindi da chi le ha vissute? Sì, da una parte soprattutto da chi ha potuto toccare con mano l'antifascismo, quindi abbiamo, tra l'altro mi sento appunto dire che siamo una generazione fortunata da un certo punto di vista e che ha una grande responsabilità, perché siamo gli ultimi a poter conoscere chi ha effettivamente vissuto quegli anni. Dopo di noi probabilmente nessun altro potrà avere questa fortuna, e quindi la responsabilità di doverlo a nostra volta, come tra qualche anno, doverlo ritramandare ai nostri figli, insomma alle prossime generazioni. Quindi è un bel peso sulle spalle, ma è una fortuna grandissima che abbiamo ancora oggi. Che cos'è che colpisce molto i giovani dei racconti che vengono fatti, di quello che viene spiegato? Oppure ha colpito te, a meno che tu non abbia una formazione, magari già in famiglia, che ci siano state delle testimonianze, dei nonni che hanno raccontato qualcosa, insomma? Secondo me una delle cose che colpisce di più, o almeno che personalmente fa più paura, è rivedere in alcuni racconti, in alcuni meccanismi del passato, vedere ancora oggi delle matrici di sistemi neofascisti, di sistema
che ambiscono a diventare totalitari. Quindi da una parte c'è una grande paura perché si rivede spesso anche la minaccia di un nuovo fascismo, di nuove forme appunto di privazione dei diritti sociali e civili. Dall'altra sono proprio racconti umani che appunto persone che potrebbero essere veramente i propri padri, le proprie madri, le sorelle o fratelli hanno vissuto sulla loro pelle, e l'idea che nel nostro paese ci sia stata una mancanza di diritti così grande appunto tocca proprio da vicino. Quindi da una parte una grande consapevolezza di quello che è stato e la paura di quello che potrebbe essere ancora, e questo ci spinge a diventare e a essere tuttora studenti antifascisti fieramente ogni giorno nelle nostre scuole, nelle università e nelle città. I giovani invece che sono affascinati, perché c'è anche, e poi soprattutto sul web tra l'altro circolano di tutto e di più, ma ci sono giovani, non per niente nelle fila esistono anche persone giovani, è fatta di pseudo giovani o giovani veramente, e non certo da persone anziane, chi compie determinati gesti anche violenti eccetera. Traggono fascino secondo te, secondo voi da che cosa, da quale fatto? Gli antifascisti? Invece chi si manifesta violentemente, quindi quelle che voi cercate di in qualche modo ostacolare, educare a un certo tipo di ascolto e di riflessione. Insomma. Il sistema che ha portato purtroppo una fascia anche giovane, ma mi sento di dire che da quello che ho potuto percepire una fascia più adulta, a manifestare ancora comportamenti analoghi a quelli appunto degli squadroni fascisti, delle ronde nere che ci sono spesso anche a Vicenza, nel Padovano. Secondo me è un sistema di violenza che è alimentato dalla strumentalizzazione intanto dei fatti, perché si tende spessissimo a voler riportare fatti sbagliati per alimentare questo tipo di violenze, e appunto poi da un sistema di educazione, da un sistema di cultura generale che sicuramente non educa ai diritti costituzionali, alla tolleranza, all'antifascismo e via discorrendo. Io ripeto, come studenti in Veneto noi abbiamo un grande antagonismo nei confronti per esempio dell'assessora Donazzan, perché sicuramente non si fa promotrice di questo tipo di nuova educazione. Però è un'istituzione, non parliamo delle istituzioni. No, nel senso che appunto sicuramente la scuola, le istituzioni spesso non aiutano a creare una coscienza del genere, quindi credo che da un punto di vista sia magari l'educazione ricevuta da genitori, famiglia, insomma un retaggio culturale che alcuni hanno, dall'altro magari anche la scuola in tante cose potrebbe sicuramente aiutare di più nel creare una società e dei giovani con una prospettiva diversa, di dialogo, anche di opinioni. Però il fatto che magari tanti giovani si affascinino a prescindere da tutto ciò che rappresenta anche forza, reazione violenta dovuta al fatto che è un sistema dove non si ritrovano troppo lassivo, troppo permissivo, troppo considerato buonista, e quindi magari cavalcano onde senza comprendere la portata. Per quello che dico io, è talmente un fatto ormai storico, talmente remoto nel tempo, che parlarne per generazioni che non l'hanno neanche vissuto può sembrare un po', sì, ne parli perché sei spinto a farlo, però è lontano da te, voi non l'avete proprio neanche lontanamente mai affrontato, e chi anche ancora lo cavalca, invece cavalca forme di fascismo eccetera, come giovane, lo fa per che cosa? Per emulazione oppure per ricerca di un qualche cosa che non trova nella società, o che pensa di non trovare nell'ambito della famiglia, no? Dei leader forti, una forma di carisma, tant'è vero che sono coinvolti certi tipi anche di fasce di ceto sociale. O voi trovate anche tra gli studenti chi sfila e manifesta? Per fortuna studenti che io ho avuto l'occasione di incontrare con tendenze neofasciste ne ho conosciuti, se non nessuno, veramente pochi, e questo è un grande piacere, diciamo, nel senso che per fortuna gli ambienti che appunto danno gli strumenti per crescere antifascisti ci sono ancora. Quello che mi sento di dire è che forse più che fascino nei confronti di quel mondo c'è piuttosto un indottrinamento che è ben diverso dal fascino. Perché viene da dove? Dal web probabilmente? Secondo me può essere una parte del web, secondo me una gran parte sono retaggi familiari, culturali, di appunto un'impostazione che viene data e appunto imposta e non viene scelta. Secondo me c'è proprio spesso e volentieri c'è una costrizione appunto per esempio delle famiglie che impedisce anche a certi giovani di uscire da quegli schemi. Si cresce con certi ideali e per molti forse è anche difficile discostarsene, c'è anche forse un grande abbandono da parte della società civile che impedisce a queste persone magari di realizzarsi, di vedere mondi diversi, di potersi confrontare con altre realtà. Magari tanti poi vedono che in realtà il mondo della tolleranza, il mondo della civiltà in senso appunto di Costituzione eccetera eccetera è un mondo ben diverso e forse decisamente migliore da quello su quello in cui si basavano prima. C'è tanta partecipazione alla vita civile
politica da parte dei giovani o per lo più riscontri rispetto a quello che potrebbe essere un disinteresse, si occupano di altro i giovani? I giovani vogliono far parte della vita civile e della vita politica, il problema è che la vita politica spesso non ci risponde, nel senso in cui Cos'è che non vi ritrovate? Che cos'è che non risponde? Noi cerchiamo spessissimo momenti di incontro e dialogo, però non saprei citarle momenti in cui siamo stati interpellati per primi, ma un esempio magari appunto è poco inerente al tema. Il piano PNRR, ma Next Generation, che proprio parla di noi giovani, sì, certo, non ha mai visto noi giovani in prima linea per poterne discutere, anche banalmente per avere un confronto e un dialogo a riguardo, e questo è emblematico perché un piano che si chiama proprio nuova generazione e viene strutturato senza nuova generazione fa capire di quanto la classe dirigente e la classe politica non abbiano interesse nei nostri confronti, o almeno proprio a confrontarsi con noi, e questo appunto in tutte le frange della politica. Quindi noi abbiamo tantissima voglia di partecipare, in realtà siamo anche tanti, ma le piazze degli ultimi giorni forse ne sono un esempio lampante. Abbiamo tanta voglia di partecipare e appunto secondo me anche la nuova area che possiamo portare è importante. Noi diciamo che vogliamo ripartire da zero, nel senso che vorremmo che ci fosse una ripartenza che non tenga conto di quello che è stato, dei vecchi sistemi, dei vecchi meccanismi, ma che possa proprio ridare una nuova prospettiva alla nostra società, e appunto noi parliamo prevalentemente di scuola, ma che appunto parta da noi. Che cos'è che nel mondo dello studio, e qua ci avviciniamo anche un po' a quegli apporti che potete ricevere confrontandovi invece, penso, extra momenti dello studio con il sindacato dei pensionati per esempio, e con i pensionati che sono stati attivi e sono tuttora attivi per certe battaglie, ecco, che cosa il mondo dello studio avrebbe bisogno? La scuola ha bisogno proprio di un cambiamento radicale, dai metodi di didattica per esempio, che ormai sono veramente antichi, vecchi e non sono più efficaci per i nuovi tempi, quindi proprio un rivisitamento della didattica che non deve essere esclusivamente frontale ma deve includere metodi nuovi, agli spazi, perché appunto poi a parte che sono temi tutti tra loro collegati, da una parte gli spazi in termini di salubrità, perché abbiamo delle scuole e degli edifici che sono fatiscenti, e dall'altra parte appunto proprio spazi che incoraggino una didattiche alternative. Questo parallelamente anche a una rivisitazione dei programmi scolastici, perché appunto, come le dicevo prima, non può essere che le classi quinte si fermino a studiare fino al 45 e tutto quello che succede dopo viene lasciato allo studio individuale. Come ai miei tempi, non è cambiato niente. Sì, è assurdo, ma non si riesce ad andare oltre. Parlo di storia, parlo di filosofia, parlo per esempio di queste tanto da noi richieste ore di educazione civica che sono state concesse, ma poi sono messe un po' in mezzo tra le varie materie, non sono veramente sviluppate in maniera integrale ed esaustiva. Maggiori conoscenze, strumenti di conoscenza e di integrazione, questo è fondamentale. Grazie. Allora adesso torniamo insieme, dovremo avere anche il collegamento con il segretario dopo la pubblicità, quindi restate con noi.